buonasera, benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme i principali titoli. Condannata l'amante di Matteo Messina Denaro, 11 anni e 4 mesi alla maestra di Campobello di Mazara che aveva coperto la latitanza del boss. Lei continua a negare sia di aver convissuto con il super latitante sia di essere una donna di mafia. Barreca è pericoloso, deve stare in carcere. La procura di Termini Imerese fa ricorso contro il riesame che ha scarcerato il fanatico religioso che uccise la moglie e 2 dei 3 figli. La casetta dello spaccio, offensiva contro gli spacciatori di crack a Messina, 24 arresti, sgominate 3 organizzazioni criminali collegate anche da rapporti di parentela. Anziani nel mirino di spietati truffatori, le zone di Giarre, Riposto e Mascali prese di mira da una banda che deruba di denaro e gioielli con ingegnose quanto credibili messe in scena le povere vittime. Palermo c'è anche l'accusa di revenge porn per alcuni imputati per lo stupro di gruppo al Foro Italico. Angelo Flores, il cameraman del branco, ha inviato il video della violenza a 4 persone. Folla ai CAF in cerca di informazioni sul reddito di povertà, la misura annunciata da Schifani, ma gli addetti non riescono a rispondere. Da Palermo non arriva ancora nessuna informazione certa. Calcio, deluso dal pari con il Messina, il Catania proverà a riscattarsi domenica a Crotone. Toscano ritrova Guglielmotti e Quaini e spera nel recupero di Lunetta. Bentrovati. Condannata a 11 anni e 4 mesi Laura Bonafede, ritenuta sentimentalmente legata al boss Matteo Messina Denaro. A giugno la donna aveva chiesto di parlare e si era difesa dicendo di non avere mai fatto parte di nessuna associazione mafiosa, ma di avere intrattenuto una sincera amicizia con Messina Denaro. Laura Spanò. I pizzini hanno svelato chi era Laura Bonafede, donna di mafia fino al midollo, nonostante lei abbia cercato di sminuire dicendo di essere stata solo una buona amica di Messina Denaro. Ora è arrivata la condanna emessa dal GUP di Palermo Paolo Mandro a 11 anni e 4 mesi di carcere per la maestra di Campobello di Mazara, che dovrà risarcire tra le parti civili anche il Ministero della Pubblica Istruzione e la Regione. Per la donna accusata in un primo momento di favoreggiamento, poi modificato in quello di associazione mafiosa, la procura aveva chiesto una condanna a 15 anni di carcere per mafia. La sentenza è stata emessa al termine del processo che si celebrava in abbreviato. Laura Bonafede è considerata un tassello fondamentale della cerchia di protezione che ha consentito al boss di Castelvetrano di restare latitante per 30 anni, continuando a gestire affari e potere ed è depositaria dei segreti del capomafia. Laura Bonafede è in carcere da 1 anno e mezzo, è figlia del defunto capomafia di Campobello Leonardo e moglie del mafioso Salvatore Gentile, ergastolano per aver commesso 2 omicidi su ordine di Messina Denaro. È madre anche di Martina Gentile, anche lei finita sotto inchiesta perché la rete di protezione del padrino è stata soprattutto una questione di famiglia. All'udienza di giugno, prima che il PM facesse la sua richiesta di condanna, aveva chiesto di parlare ed era stata la prima volta. Ha raccontato di essere nata in una famiglia mafiosa, vivendo in questo clima fin da bambina, ma di non averne mai fatto parte, anche perché, ha detto, le donne erano tenute lontane da certe situazioni e da certi contesti. Ha provato così a tirarsi fuori dalla contestazione di associazione mafiosa, iniziando a raccontare la storia di una lunga e innocente amicizia, quella con il boss Matteo Messina Denaro, partendo dal 1989, prima di sposarsi, di averlo visto più volte di nascosto, di avere passeggiato con lui, di essere stata felice con Messina Denaro, ma di non avere mai convissuto con lui. Ma per i magistrati la donna nasconde tanto altro ancora. La strage di Altavilla, scontro tra Procura di Termini Imerese e GIP che ha disposto la scarcerazione di Giovanni Barreca, dichiarato incapace di intendere e volere. L'appello della Procura al riesame: Barreca è pericoloso. Roberta Lunghi. Parzialmente incapace di intendere e di volere e con un elevatissimo grado di pericolosità. E questo, secondo l'esperto nominato dalla Procura, depositata il 3 novembre, il profilo di Giovanni Barreca, il muratore di Altavilla Milicia, accusato di aver sterminato moglie e 2 figli insieme alla figlia maggiore e a una coppia di fanatici religiosi. Per questo, dalla Procura di Termini Imerese è stato depositato ricorso in sede di appello al Tribunale del riesame contro la scarcerazione dell'uomo disposta dal GIP
per essere trasferito poi in una REMS a seguito della riconosciuta totale incapacità di intendere e volere. Secondo la procura siciliana, il giudice si sarebbe limitato a comunicare le sue decisioni senza interpellare gli inquirenti e dunque solo sulla base delle risultanze dell'elaborato depositato dal collegio peritale nominato dal GIP. Inoltre, con l'ordinanza, conclude la nota della procura, il GIP ha inizialmente disposto l'immediata liberazione di Barreca in attesa della individuazione della REM, applicando la misura della libertà vigilata, salvo poi adottare, sempre senza alcuna preventiva richiesta di parere, un successivo provvedimento correttivo, disponendo la permanenza della persona sottoposta a indagini in una sezione dell'istituto penitenziario. Dalla casetta dominavano lo spaccio di droga a Messina. Sgominate 3 organizzazioni criminali, 24 persone arrestate. Utilizzavano come base operativa per vendere cocaina, crack e marijuana un palazzo abusivo controllato da un sofisticato sistema di videosorveglianza. Simona Mazzone. Oltre 100 agenti della squadra mobile hanno sgominato 3 organizzazioni criminali collegate tra loro anche da rapporti familiari, arrestando 24 persone, la maggior parte con precedenti, operanti nel rione di Santa Lucia sopra Contesse nel Messinese, accusate di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e al traffico di sostanze stupefacenti, oltre che alla vendita al dettaglio di cocaina, crack e marijuana destinati al mercato messinese dell'Interland. Base operativa dello spaccio, una struttura abusiva dove era stato installato un sofisticato sistema di videosorveglianza, punto da dove sono partite le indagini nel settembre 2021 dopo numerose segnalazioni all'interno del manufatto situato nel complesso Case Arcobaleno. Ognuno degli arrestati aveva un ruolo, alcuni si occupavano di logistica o di gestione dei proventi derivanti dalle vendite, altri lavoravano gli stupefacenti e poi i pusher, chiamati operai, insomma una catena di montaggio con turni lavorativi e retribuzione per il lavoro svolto. Uno dei capi promotori utilizzava il manufatto abusivo in muratura vicino alla propria abitazione, un piccolo locale chiamato casetta, composto da un'unica stanza di circa 15 metri quadri, con bagno e il balcone schermato da canne di bambù. Qui la cocaina veniva lavorata, confezionata e rivenduta sotto forma di crack. Il gruppo guadagnava circa 100.000 euro a settimana. Nel corso del blitz della polizia sono stati sequestrati oltre 1 chilo di cocaina, 2 chili di marijuana e 20.000 euro in contanti. Violati e derubati, allarme nel Catanese per una serie di truffe agli anziani, spogliati di denaro e gioielli con diversi stratagemmi. L'ultima vittima, una donna di Giarre, madre di un noto professionista, e cresce la paura tra i cittadini, come ci racconta Tonino De Mana. Giarre, Riposto, Mascali. Ecco, il triangolo delle truffe, e non solo, perché l'ultima vittima, una donna di 87 anni, è stata sequestrata in casa con uno stratagemma, impedendole di parlare al telefono per oltre 3 ore con le utenze cellulare fisso tenute occupate da complici e con la minaccia esplicita che, in assenza di collaborazione, ci sarebbero state ripercussioni per la vita del nipote. Già, il nipote, che nel racconto dell'abile truffatore sarebbe stato protagonista di un incidente stradale a Bergamo, investendo una ragazza e trovandosi anche lui in gravissime condizioni in ospedale ed in stato di arresto. Per sistemare tutto, con accento napoletano, servivano tanti soldi, quelli sottratti alla povera anziana madre di un noto professionista di Giarre. Oltre 30.000 euro il bottino tra contanti e gioielli ed una ferita insanabile nell'animo della vittima, terrorizzata, impietrita e spogliata dei suoi averi. Un modus operandi che nel Catanese sta diventando sempre più frequente, tanto che basta fare un giro in centro a Giarre per farsi raccontare esperienze già vissute da altri anziani. Sì, gli dico che i nipoti hanno avuto un incidente o qualcosa, si sentono male e così entrano a casa e aprono le poverette e le rapinano tutte, gli tolgono tutto quello che ha. E anche una comare di mia cugina a Mascali, all'anziana, gli hanno telefonato un carabiniere, non so che cosa gli hanno detto, che aveva la nipote, che era... Comunque sono entrati in casa, a me non mi ha raccontato così, sono entrati in casa e gli hanno rubato sì i soldi, poi lei ha fatto un bonifico, ma qua parliamo qualche 50.000 euro. Un brutto affare, è una cosa impossibile. La prima vittima è stata mia sorella, in pieno giorno. È entrata una donna, gli diceva al balcone: io ti conosco, sei un'amica mia, apri. Mia sorella, 88 prossimamente, ci ha aperto la porta e ci diceva: senta,
Io non ti conosco, no, come sono un'amica tua, se l'ha portata fuori a boccone alla lavanderia, l'altra amica è entrata e ci ha preso i soldi e l'oro. Sul fronte delle indagini, i carabinieri di Giarre hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza con l'obiettivo di risalire agli autori, una banda specializzata che non lascia nulla al caso, studiando nel dettaglio i movimenti delle vittime. C'è anche l'accusa di revenge porn per alcuni degli imputati dello stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo. Angelo Flores, il cameraman del branco, ha inviato il video della violenza di un anno fa a 4 persone. Il 12 dicembre la decisione del GUP sul rinvio a giudizio. Roberta Lunghi. È fissata per il 12 dicembre a Palermo l'udienza per decidere del rinvio a giudizio chiesto dalla Procura nei confronti di Angelo Flores, 23 anni, ritenuto l'autore del video di tutte le fasi della violenza dello stupro di gruppo in un cantiere abbandonato al Foro Italico di Palermo nel luglio dello scorso anno. Si tratta del secondo troncone processuale. L'accusa contestata questa volta è revenge porn, e cioè la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Il reato punisce chi li fa, chi li diffonde, ma anche chi li riceve per poi girarli. E in questo caso Flores avrebbe condiviso il video con 4 persone, 2 delle quali, Gabriele Di Trapani ed Elio Arnao, appartenenti al branco, oltre a 2 estranei alla vicenda. Lo stesso Flores, durante l'interrogatorio dei magistrati, in cui ha fatto i nomi dei suoi complici negando la partecipazione allo stupro, aveva dovuto parzialmente ammettere l'esistenza di un video della violenza, anche sulla scia di una chat con un amico recuperata dagli investigatori. Uno sconcertante scambio di battute sulla ragazza che, scriveva Flores, voleva farsi tutti, e sull'amico che lo mette in guardia. Questa, si legge, non è che spunta che l'avete stuprata, stai attenti a questo video. Intanto, dopo la condanna a 8 anni e 8 mesi di Riccardo Parrinello, l'unico minore al tempo dei fatti, per venerdì è attesa la sentenza in abbreviato per i 6 imputati dello stupro di gruppo. Per 5 di loro la richiesta è 12 anni, mentre 10 anni e 8 mesi sono stati chiesti per Samuele Lagrassa, per avere solo assistito alla violenza sessuale. Da Catania nuovo no al decreto migranti del governo Meloni. La sentenza, firmata dal giudice etneo che blocca il trattenimento di 3 egiziani e 2 bengalesi, infiamma la polemica politica. Luca Ciliberti. In Italia i giudici continuano a non convalidare i trattenimenti nei centri dei migranti, nonostante il decreto legge approvato in tutta fretta dal governo lo scorso 21 ottobre, che ha riformulato la lista dei paesi sicuri. Una pronuncia è arrivata dal Tribunale di Catania ed ha riguardato 3 egiziani e 2 bengalesi. L'Egitto per alcuni giudici e per la sinistra italiana non è un paese sicuro. Io mi chiedo se l'Italia, con tutti questi clandestini che arrivano qui e che girano incontrollati, delinquono, spacciano, stuprano, se a questo punto l'Italia è un paese sicuro. L'obiettivo del decreto scritto dal governo dopo la bocciatura del trattenimento dei primi 12 migranti portati in Albania era quello di superare con un provvedimento di legge la sentenza della Corte Europea di Giustizia che ha fissato paletti più stringenti perché un paese possa ritenersi sicuro. Egitto e Bangladesh, secondo i giudici, non sono paesi sicuri. La pronuncia del Tribunale di Catania, con cui non viene convalidato il fermo del cittadino egiziano, conferma sostanzialmente il fallimento delle politiche sui temi dell'accoglienza e dell'immigrazione da parte del governo Meloni. È un argomento che il governo utilizza soltanto per le campagne elettorali, e a condannare Meloni, Salvini e Piantedosi sono soprattutto i dati nettamente peggiori rispetto agli ultimi anni. Il giudice Massimo Escher, che ha firmato l'ordinanza in cui si ritiene l'Egitto paese non sicuro, è il presidente della prima sezione civile del Tribunale di Catania. Si tratta della sezione che si occupa dei ricorsi in materia di immigrazione e della quale fa parte anche Yolanda Apostolico, la giudice che nell'ottobre 2023 decise di non convalidare il trattenimento di 3 tunisini che in base al cosiddetto decreto Cutro erano stati portati al CPR di Pozzallo. E oltre 500 persone sono sbarcate oggi a Lampedusa in 5 sbarchi diversi, mentre un'imbarcazione con a bordo una ventina di persone, presumibilmente originarie del Bangladesh, è approdata ad Ortigia, nel centro storico di Siracusa. I migranti sono scappati nelle stradine per evitare di essere individuati dalle forze dell'ordine, ma alcuni sono già stati fermati e sono in corso le ricerche degli altri. Da qualche giorno gli utenti affollano
la NOICAF in cerca di informazioni sul reddito di povertà, la nuova misura annunciata da Schifani. Sono molte le domande formulate dai cittadini alle quali gli addetti ai lavori non riescono a rispondere. Simona Mazzone. Ancora è solo un annuncio ed è già un successo. Desiderosi di ricevere informazioni sognano di accedere all'ultima misura lanciata dal governatore siciliano per contrastare la povertà. Sono i cittadini che già da qualche giorno affollano i CAF. Qui siamo a Palermo, sperando di rientrare tra gli aventi diritto. Ma la nuova frontiera degli aiuti annunciata di getto da Schifani nel suo intervento alla Convention di Forza Italia alcuni giorni fa è ancora tutta da redigere. Unica certezza al momento sono i numeri: 30 milioni di euro una tantum per famiglie con un ISEE fino a 5.000 euro. Nulla di concreto ancora e nemmeno di scritto, cosa questa che non scoraggia l'utenza, come chiarisce il titolare di un CAF intervenuto a Buongiorno Sicilia. In realtà l'unico dato che abbiamo è quello che l'ISEE deve essere al di sotto dei 5.000 euro. Altro insomma non sappiamo. Servirebbero delle misure più strutturate, servirebbero insomma degli investimenti sul piano lavorativo, servirebbe cercare di incentivare le aziende a venire qui al sud ad investire. Se i 30 milioni a disposizione fossero distribuiti tra gli ex percettori del reddito di cittadinanza non beneficiari dell'assegno di inclusione, sarebbe un'elemosina, dice Grasso. Se noi andiamo a dividere per esempio questi 30 milioni di euro con le 74.000 famiglie che hanno perso il diritto al reddito di cittadinanza e non sono rientrati nemmeno nell'assegno di inclusione, quindi sicuramente saranno poveri, ma non sono i soli poveri, a questi andrebbero 400 euro l'anno, ovvero 30-33 euro al mese. Mentre gli addetti ai lavori vengono inondati da richieste di cittadini in difficoltà, nella politica la maggioranza sull'argomento si spacca, con Fratelli d'Italia che frena l'entusiasmo del presidente siciliano. Del resto è stato proprio il governo Meloni a bocciare il grillino reddito di cittadinanza. E il governo Schifani ha approvato il bilancio di previsione e la legge di stabilità regionale. Con la manovra 2025-2027 il governo stanzia maggiori risorse per il sistema sanitario, prosegue gli interventi a contrasto della siccità, punta all'attrazione degli investimenti, conferma gli stanziamenti a favore degli enti locali già aumentati lo scorso anno e sblocca le assunzioni nel corpo forestale, afferma il presidente della regione Schifani. Per il secondo anno consecutivo, aggiunge, puntiamo ad approvare le 2 leggi entro la fine dell'anno per evitare il ricorso all'esercizio provvisorio e dare piena operatività fin dall'inizio del 2025 ai capitoli di spesa di tutti i dipartimenti. 1 milione di euro a sostegno delle imprese palermitane, un contributo alla una tantum alle vittime del racket. Sono le misure presentate questa mattina dal sindaco La Galla. Il Comune di Palermo al fianco delle imprese, 1 milione di euro a sostegno delle aziende palermitane, l'erogazione di un contributo una tantum alle vittime di richieste estorsive da parte di appartenenti ad associazioni mafiose. Sono queste le misure presentate questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Palagonia a Palermo dal sindaco Roberto La Galla e dall'assessore alle attività produttive Giuliano Forzinetti. È una di quelle risorse che abbiamo impegnato nell'ambito dell'applicazione dell'avanzo d'amministrazione. Pensare al tessuto imprenditoriale nell'ottica di un ordinato sviluppo delle attività commerciali è certamente una premura sentita, avvertita e necessaria da parte dell'amministrazione comunale. La proposta dell'assessore Forzinetti ha trovato ampio consenso anche all'interno della Giunta e della maggioranza. Il regolamento prevede incentivi per le attività produttive che hanno la presenza di donne e di soggetti sotto i 40 anni. Inoltre contributo una tantum pari a 5.000 euro sarà destinato alle vittime di richieste estorsive o di danneggiamenti. Sul fronte delle imprese però c'è da registrare una nuova tegola sulla zona industriale di Termini Imerese. Il polo Meccatronica Valley ha ricevuto la visita del custode giudiziario che ha comunicato che in seguito a una procedura esecutiva è stato pignorato l'incubatore, la struttura che il polo gestisce da 3 anni per conto di Invitalia, l'agenzia del Ministero dell'Economia. In relazione alle notizie sul pignoramento, l'abbiamo sentito, dell'incubatore di imprese di Termini Imerese, Invitalia precisa in una nota di essere totalmente estranea alla procedura esecutiva esperita nei confronti del Consorzio ASI e di non avere ricevuto alcuna notifica in merito.
A Palermo, rimaniamo ancora a Palermo, è partita l'operazione Piazze Pulite, 3 appuntamenti per ripulire spazi e aree verdi della città. Siamo andati al primo appuntamento con Marco Gulla. Cittadini, associazioni, RAP, Reset, comune e anche detenuti, tutti in strada per ripulire le piazze di Palermo. E questo è il fine di Piazze Pulite, il progetto lanciato dalla RAP per mantenere pulita la città. Pale, scope e soprattutto sacchetti per la raccolta differenziata, mentre rami, sterpai ed erbacce saranno ritirati dagli operai della Reset. Siamo a Piazza Lolli e dalle prime ore del mattino, come vedete, cittadini, associazioni, volontari sono scesi in campo, tra virgolette, per ripulire quella che è una piazza anche simbolo di questa parte della città, la parte nord della città. Credo che sia una chiusura di un cerchio, perché credo che l'unione di cittadini, le associazioni, il volontariato, le società partecipate al RAP e Reset per dare un nuovo approccio a quello che è la città. Uno splendido accordo civico, l'amministrazione che si mette a disposizione con le proprie aziende, i cittadini che considerano una piazza, una strada come casa propria e quindi contribuiscono al decoro. Piazze Pulite nasce per stimolare il senso di responsabilità e la partecipazione attiva dei cittadini rispetto alla propria città. Mi sembra un'iniziativa importante che dà spazio anche soprattutto ai cittadini per fare la loro parte, perché almeno quello di cui siamo convinti come volontari è questo, che ognuno deve fare la sua parte. È un problema di cambiamento culturale, perché finché buttiamo in 200 posti al giorno abusivamente i rifiuti non riusciremo mai e poi mai a tenere una città pulita, perché è impossibile. Conoscevo abbastanza, non tanto Pirandello, quando non conoscevo tanto me stesso, di essere capace a mettere in scena Pirandello. E passo, nonostante l'età, ma d'altra parte ci sono registi più anziani di me, Clint Eastwood e cose che continuano quell'occhio. Ho avuto la grazia di Dio di fare questo film. Sto a posto. In sala per l'anteprima siciliana anche gli attori Fabrizio Bentivoglio, che interpreta Luigi Pirandello, e Federica Luna Vincenti nel ruolo di Marta Abba. Grande responsabilità indubbiamente, però insomma superato il primo momento in cui ti tremano le vene dei polsi, poi si entra nel merito della faccenda. Michele fortunatamente mi ha parlato della cosa molto tempo prima, più di un anno prima di girare, quindi mi ha dato tutto il tempo necessario per potermi avvicinare a Luigi. Una grandissima emozione e soprattutto un grande orgoglio. Io sono una teatrante, nasco sul palcoscenico, ho avuto l'onore di lavorare con Mariangela Melato, infatti la nomino e la cito spesso perché per me l'ispirazione è stata lei e penso che Marta Abba, come Mariangela Melato, come Anna Magnani, le grandi attrici del Novecento, abbia segnato veramente il passo. Eterno visionario, tratto dal racconto di Matteo Collura, uscirà nei cinema italiani giovedì 7 novembre. Bene, noi ci fermiamo per una pausa, ma torniamo tra pochissimo con lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport. Dopo il pari nel derby con il Messina, il Catania adesso deve preparare la trasferta di domenica prossima a Crotone. 2 recuperi per Toscano, che spera di avere a disposizione anche Lunetta. Francesco Triolo. Il pareggio col Messina, una mezza sconfitta ed i fischi che hanno accompagnato il Catania all'uscita dal campo sono stati a ceralacca sulla delusione dei tifosi rossazzurri. C'è quindi da ricostruire fiducia ed entusiasmo, da recuperare l'empatia con il pubblico che è scemata di settimana in settimana e che negli ultimi 8 giorni ha raggiunto il culmine con 2 punti conquistati in 3 partite ravvicinate. Il derby avrebbe potuto rappresentare una sorta di riscatto, di molla per rilanciarsi, e invece no. C'è così da rimborcarsi le maniche a partire da oggi, perché all'orizzonte domenica prossima c'è una partita non certo facile in casa di un Crotone che ha pareggiato a Cerignola, reduce da 4 risultati utili consecutivi che gli hanno fatto scalare la classifica e adesso con l'obiettivo di inserirsi nelle zone più prestigiose. Toscano, rispetto alla partita contro il Messina, potrà contare sui rientri di Quaini e Guglielmotti, che hanno scontato le rispettive giornate di squalifica e che quindi sono a disposizione del mister per la sfida dell'uscita.
dove potrebbe avere più minuti De Rose. Bisogna capire durante la settimana di quanto potrebbe aumentare la sua autonomia in partita. E poi ci sono da valutare le condizioni di Lunetta, che potrebbe tornare a disposizione, anche se naturalmente non al 100% per la gara di domenica pomeriggio. Insomma, valutazioni da fare per Toscano, che comunque ha bisogno soprattutto di gol, quelli che sono mancati contro il Messina. Bene, questo era l'ultimo servizio, il TG finisce qui, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.